Dopo circa 1000 anni di vita, di storia e di vicende gloriose sotto i profili civile, militare, giuridico, economico, sociale ed artistico, il 12 maggio 1797 il doge di Venezia, Ludovico Manin, cedendo alle pressioni militari di Napoleone, nella seduta del Maggior Consiglio dichiarava la fine della Repubblica di Venezia. Venezia, che da sempre, scambiando, aveva importato i beni primari necessari alla vita di ogni giorno, si trovò letteralmente alla fame. Si può dire che in quel periodo iniziò anche l'esodo dei veneziani per cercare nuove occasioni di lavoro e fra queste vi era anche la guerra. Ed ecco allora molti giovani veneziani, vuoi per ideali, ma anche e soprattutto per la miseria, si trovavano a dover abbandonare la famiglia, la città e la donna amata per andare in guerra. E quella partenza era proprio una partenza amara, in quanto a questi giovani restava soltanto la speranza di poter tornare.